stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco. Amici di Radio Special, amici dell'Ippodromo Arcoveggio, con cosa si gioca oggi? Qual è il quesito che vi sto per sottoporre? Allora, il quesito è il seguente. Guardate il filmato della corsa che segue e dopo scrivete al numero 351 64 19 301, lo ripeto, 351 64 19 301, scrivete a questo numero il più velocemente possibile l'ordine con cui attraversano il palo, il traguardo del primo giro i cavalli della corsa che state per vedere. Quindi indicate quali sono i numeri di corsa dei primi 4 cavalli al termine del primo giro, non dell'arrivo, al termine del primo giro. Indicateli, scriveteli subito 351 64 19 301, i primi 2 saranno ospiti dell'Arcoveggio durante una giornata di corse. Mi raccomando, i primi 4 del primo giro. Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con la velocità da parte di Fulmine SM che prova ad andare al comando. Numero 2, Freeloader mentre ha Cis, sbagliato squalificato. il favorito Freeloader Cis. In terza posizione invece l'altro favorito Futurity EK. E così Fulmine SM al comando dopo i primi 200 metri passati in 16,3. Seconda posizione per Fernandel Numero Mick, 5, la terza Fabio per Enzo Futurity Jet, EK. squalificato. Poi First Lady La Torre, quindi Numero Fairplay 7, Fox. Friulano Jet, Si squalificato. completano i primi 400 metri di corsa passati in 32 dal leader Fulmine SM che, presa la testa, per il momento mantiene il ritmo abbastanza blando. Segue a un paio di lunghezze Fernandel Mick, terza posizione per Futurity EK, poi First Lady La Torre e ancora Fairplay Fox. 600 metri in 48,3. Fulmine SM che guida su Fernandel Mick, Futurity EK, First Lady La Torre, Fairplay Fox. Non cambia assolutamente nulla. Il completamento del primo giro passato in 1,4. Mantiene il ritmo costante sul piede dell'1,20 Antonio Greppi. Ritmo che senza ombra di dubbio non è trascendentale. E il primo chilometro viene passato in 1,20 spaccato, ancora un 16. Svizzero. Ripetiamo, il numero 2, cronometro Freeloader di Cis, Antonio Greppi, squalificato. che continua a governare i parziali come vuole, mentre all'esterno muove Futurity EK ora con decisione, un giro dalla fine. Si accelera sotto alle tribune perché Futurity EK va a mettere pressione a Fulmine SM. Terza posizione rimane Fernandel Mick, poi ancora First Lady La Torre, Fairplay Fox, fresca del Sile. La curva passata in 15, si accelera ora in progressione con Fulmine SM in vantaggio che cerca di mettere in difficoltà Futurity EK che è al suo esterno. Poi Fernandel Mick, 500 al palo, Fulmine in vantaggio, Futurity all'esterno, Fernandel lungo la corda, 14,7 di là, 2,4,8 il miglio. Fulmine SM mantiene mezza da gestire nei confronti di Futurity EK che ci prova all'esterno. In corda c'è Fernandel Mick al termine della piegata conclusiva. Fulmine SM affronta la retta d'arrivo in vantaggio nei confronti di Futurity EK che ci riprova di dentro mentre galoppa Fernandel Mick. È in vantaggio Fulmine SM, galoppa anche Futurity EK. Fulmine SM vince nettamente nei confronti di Fairplay Fox al terzo First Lady La Torre. 1,18 ragguaglio cronometrico per il successo di Fulmine SM. Antonio Greppi che interpreta per Gabriele Ballotta i colori del team Ballotta per il 4 anni da CCS Ciacchiti, che vince in percorso di testa. Vince su un gruppo che finisce per gran parte squalificato. Lui si impone nettamente, mai avvicinato dai rivali. Al secondo posto finisce Fairplay Fox, al terzo dovrebbe essere First Lady La Torre, quindi in numeri 4, 10, 3 il probabile arrivo della prima. È stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco.